Bentrovati con un nuovo appuntamento di Parliamo di CONI Veneto. Oggi vi raccontiamo di una disciplina sportiva che non vi aspettereste. Abbiamo visto sport da contatto fisico, sport dove si fa attività in piscina, sui campi, all'aperto, al chiuso. Oggi invece alleniamo la mente. Do il benvenuto a Tino Testolina, che è il presidente FSI, Comitato Regionale Veneto. Cos'è l'FSI? Federazione Scacchistica Italiana. Quindi il gioco degli scacchi. Esatto. Eccezionale. Lo sport gioco degli scacchi è una disciplina del CONI. Allora, Tino Testolina, raccontiamo un attimino questo sport. Dicevamo fuori onda che è uno sport che non ci si aspetta perché si allena la mente e forse un po' meno il fisico, però il fisico ha una grande importanza anche in questo caso, deve essere allenato. Sì, certo, perché stare seduti anche 4 ore non è sempre così semplice. Le partite a tempo lungo, che sono quelle più impegnative e affascinanti, hanno tempi molto lunghi per dare la possibilità alla nostra mente di pensare a quale mossa nello scacchiere vale la pena di muovere, perché nella scacchiera si possono pensare tante strategie, però si deve sempre tener conto dell'avversario, come in tutti gli sport d'altronde. Anche questo, se uno pensa di fare determinate mosse, diciamo, potrebbe essere indotto ad errore perché bisogna vedere la mossa successiva all'avversario cosa fa. Quindi bisogna sempre ripartire. Ecco, ma allora abbiamo visto sport, non lo so, come tipo il fioretto, dove è molto di preparazione, per carità, ma anche molto di riflessi, mentre in questo caso è uno sport dove si ragiona moltissimo e potremmo dire che in qualche maniera serve una mente matematica? Sì, di solito i ragazzi che riescono bene a scacchi sono tutti, non dico dei matematici, però vanno bene in matematica. Io parlo spesso con i genitori di questi ragazzi e mi dicono proprio in matematica mio figlio va bene. Quindi c'è questa propensione, diciamo, al calcolo. Sì, diciamo che sono più facilitati, ecco. E a che età si comincia a praticare questo tipo di sport? Ecco, dipende dalle occasioni che hanno i ragazzi. Se hanno già in casa un genitore o il fratello che gioca, anche a 4-5 anni cominciano a fare le prime mosse sulla scacchiera. Quindi si parte molto giovani, perché poi mi pare di capire che ad una certa età, quando si finisce le scuole medie, si iniziano le superiori, si inceppa sempre nell'inizio dell'adolescenza, nelle crisi ormonali, in tutti quei pensieri che portano i ragazzi un po' a mollare lo sport in generale, mica solo gli scacchi. È vero, io quando facciamo le riunioni al CONI, che parlo con gli altri presidenti di federazione, il problema è sempre quello, insomma a 15-16 anni i ragazzi cominciano ad avere altri interessi e quindi noi dobbiamo cercare di portarli alle categorie magistrali, possibilmente, questo è un nostro obiettivo, non è che ci siamo riusciti finora o ci riusciamo sempre, a portarli già avanti, che allora la cosa diventa più interessante per il ragazzo e ha più difficoltà a smettere, diciamo, e continua. Ecco, allora abbiamo detto gli scacchi, uno sport del CONI, uno sport che uno non ci si aspetta, perché nell'immaginario collettivo lo sport è dove uno suda, okay? Dove uno va in campo, fa fatica o tira una palla con le mani, con i piedi, con quello che vuole, però in qualche maniera esegue un'attività prevalentemente fisica. In questo caso invece è un po' ribaltato, serve una preparazione fisica perché abbiamo detto il fisico sano aiuta anche nello sport degli scacchi, però poi serve una preparazione mentale e quindi un allenamento tipo non si va in palestra. E come funziona? Allora, funziona così che gli istruttori insegnano anche l'alimentazione, perché è importantissima per una partita a scacchi l'alimentazione, non ci può essere appesantiti quando si gioca. E poi durante una partita c'è sempre la bottiglietta d'acqua per sorseggiare, non certamente per fare le bevute, perché anche qui va dosata
durante la partita. Quindi una disciplina importante, voglio dire, bisogna conoscere se stessi. Certo, ecco, attraverso una partita a scacchi che tutti nelle partite agonistiche devono trascrivere tutte le mosse. Perché? Perché attraverso questa trascrizione poi si vede dove si è sbagliato, nel caso si perda o si patta. Se si vince, si guarda come si sarebbe potuto vincere prima o nella maniera migliore, però in tutti i casi le partite perse, trascritte, si rifanno con l'allenatore o l'istruttore e si vede dove si è sbagliato e si impara. E quindi è proprio sport. Ma allora, per me che sono curioso, portate pazienza, chiedo scusa anche ai telespettatori, ma io sono un dilettante degli scacchi, ma mi piace molto come gioco. E quando mi raccontava prima che quando uno gioca ci sono 3 fasi di gioco importanti, no? Quindi la partita non è semplicemente muovo fino ad arrivare al cosiddetto scacco matto, che ha una derivazione, mi pare francese del termine, ricordo. Iraniana. Iraniana, non c'entrava nulla, assolutamente fuori, ero fuori zona, iraniana. E quali sono le fasi, come funziona? Beh, normalmente una partita a scacchi si divide in 3 fasi. L'apertura, dove si cerca di conquistare il centro della scacchiera per poi ovviamente indirizzare la forza degli scacchi nella posizione più debole. Il medio gioco, che comprende dopo una decina di mosse, diciamo, ecco, però sono molto variabili anche le aperture, no? Il medio gioco e poi il finale di partita, che è la prima cosa che si insegna ai ragazzi, perché nel finale di partita non c'è più tempo. Quindi o si conosce o non si conosce. Prima si insegna a chiudere, poi si insegna a giocare in qualche maniera. Beh, diciamo, all'inizio si insegna come si muovono i pezzi. Le aperture principali, quelle più tranquille, più sicure, più, diciamo, idonee per un principiante. Poi nel medio gioco, ecco, per fare il medio gioco, prima lei mi diceva una lezione tipo di scacchi. Le lezioni tipo di scacchi sono quelle dove si cerca di mettere insieme un'azione concertata fra pezzi. Caspita. Quindi le cosiddette combinazioni, no? Se io voglio attaccare con la donna o con il cavallo, le caselle dove porterò il cavallo o la donna o l'alfiere, prima preventivamente le proteggo magari a distanza con la torre o con un alfiere o con la donna, in maniera che io porto il pezzo in una casa parzialmente protetta. E quindi quando, immaginiamoci come fossimo proprio anche noi che stiamo facendo questa chiacchierata delle menti matematiche, io imparo una serie di tecniche, di mosse, di fasi preparatorie, il mio avversario fa lo stesso e ognuno di noi, chi le ha imparate meglio, chi prevede la mossa in più, ovviamente avrà una chance in più di vincere a questo meraviglioso gioco. Perché in effetti quando io muovo un pezzo, il pezzo si può muovere in quella casa, ma protegge anche un'altra, il cavallo che si muove a L, no? Certo. Ecco, al centro della scacchiera domina 8 case, 4 in attacco e 4 in difesa. Per cui c'è sempre una ambivalenza nel gioco degli scacchi. E poi, per concludere, anche lei per questa trasmissione hanno fatto le telefonate, hanno preparato l'ambiente, c'è la corrente elettrica che funziona, c'è chi registra, quindi c'è tutta una serie di pedine, chiamiamole come vogliamo, cavallo, alfiere, donna negli scacchi, no? Che concorrono per un obiettivo. Ecco, allora, facendo un appello ai ragazzi e alle loro famiglie, ai genitori che ci ascoltano, per dire venite a praticare questo sport, potremmo dirgli che insegna la disciplina, insegna un metodo, insegna un Ma c'è una calcolo. cosa importante che vorrei dire, è che negli scacchi c'è bisogno di pensare un pochino. Di solito i ragazzi prima fanno e dopo pensano, no? Qui se uno non pensa perde la partita, quindi velocemente o lentamente o come uno sa fare deve pensare qualche secondo in più, altrimenti rischia la delusione. Eccezionale. Allora,
io ringrazio Tino Testolina di essere stato qui con noi, lo salutiamo. Buona giornata, grazie. Presidente, e do appuntamento ai ragazzi e alle loro famiglie la settimana prossima per un altro sport incredibile. Vedrete chi avremo ospite.